dalla bandierina l'Accademia con Daguanno. Pallone dentro, si muovono le torri, stacca Ferotti e risposta di Marino con le mani ancora 30 Coste, incontro Velardi, pallone che passa dalle parti di Cerniglia, ha provato il destro svirgolato, mistretta addirittura a far correre Ammucciato, si trasforma praticamente in un assist. Occhio che rischio che corre Marino, Ammucciato solo per un attimo, poi il pallone arriva lì per la rovesciata folle da parte di Arthur Patrick Gir, che su un pallone che spiove in alto si coordina in maniera folle per sbloccare il match e portare avanti l'Accademia 1-0. Si è impegnato Vizzocero, ancora una volta l'Accademia addormentata, pallone che va dentro in area di rigore, stacca tutto solo ma con pochissima. Sto attento poi in fase difensiva il terzino destro, si è salvato, occhio perché il pallone qua passa per Giorgiù, sinistro, la posizione è regolare, è passato il pallone, inserimento perfetto del numero 15 e Giorgiù porta avanti di 2 l'Accademia. Di 2 volte con la testa, 30 Costa, gran giocata per Vizzocero, entra in area di rigore, Campanello lo tiene dentro il pallone a rimorchio per il sinistro, provato da Piantoni dopo la giocata di Vizzocero. Se posso permettermi, occhio che Giorgiù intanto è già partito in posizione regolare, non l'ha tenuta in campo, però poi Ammucciato aveva spinto del campo, è passato il 3, gran giocata, grande gestione, grande cambio gioco dalle parti di Giorgiù. Si distende l'Accademia, Montelebre che non torna dal calcio d'angolo, Giorgiù crossa però malissimo il suo mister, e allora Cerniglia a riproporre, pallone in area di rigore, secondo palo, Bertello non riesce a calciare bene, anticipando Martorana, poi via e giù, ma non c'è niente contatto, non so perché sia caduto il numero 4, è sfinito, poi sinistro da parte di Tolumello, se non ho visto male, aspettare, chiede alla sua linea, ai suoi compagni di salire, che però non lo accompagnano, dentro il pallone dalle parti di 30 Cose sul cross di Lo Piccolo, non è riuscito ad arrivare. Pallone dentro, si era inserito bene Lindner che l'ha lisciata completamente da ottima posizione, avrebbe potuto riaprire la partita.